Ben ritrovati dalla redazione a Trieste, rissa in piazza Garibaldi. Tre cittadini nigeriani, noti alle forze dell'ordine, si sono picchiati in mezzo alla strada. Il luogo del fatto tra il bar all'angolo della piazza e quello situato subito dopo in via Raffineria. I protagonisti sono rimasti feriti in modo non grave, secondo testimonianze hanno usato anche cocci di bottiglia. Sul posto sono intervenute 6 pattuglie tra polizia e carabinieri, 2 persone sono state denunciate per lesioni, la posizione dell'altro straniero che ha preso parte all'episodio violento è in corso di accertamento. Tenta di rubare il crocifisso dalla cappellina della stazione ferroviaria, poi se ne va con i candelabri sotto il braccio. L'episodio è stato denunciato dal parroco della chiesa, rettore Don Martin Sankara Arulapan, alla polizia ferroviaria. Il furto è stato registrato dalle telecamere interne della cappellina. Nelle immagini si vede un uomo mentre si avvicina all'altare e agguanta il crocifisso cercando di portarlo via e non riuscendoci, ruba i candelabri e anche 2 vasi di fiori. Rientrava da un'escursione sul monte Oberdaer quando, attraversando il Cadino di Elbel, deviato dal tracciato del sentiero e si è incamminato nel greto di un torrente asciutto, rimanendo bloccato su dei salti di roccia, senza possibilità di risalire né di scendere, ha contattato il numero di emergenza chiedendo aiuto. La disavventura ha colpito un uomo del 1988, residente in provincia di Pordenone, che è stato evacuato dal personale del soccorso alpino di Sappada tramite il secondo elicottero regionale per le emergenze. Avrà una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro e sarà rivolto esclusivamente ai privati. Il primo bando, che attua la legge regionale 8-2025, interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato. I contenuti del bando sono stati illustrati dall'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante alla quarta commissione consigliare chiamata ad esprimere un parere sul testo, a cui gli uffici della direzione stanno lavorando. Il bando ha oggetto la concessione di contributi a persone fisiche per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Sulla nostra regione, sulla costa, cielo in prevalenza sereno, sulla pianura cielo poco nuvoloso, sulla zona montana poco nuvoloso con maggiore nuvolosità pomeridiana, brezza anche sostenuta nelle ore centrali. Per quanto riguarda le temperature, minime in pianura fra 16 e 18 e sulla costa fra 20 e 22, le massime in pianura fra 27 e 30, sulla costa fra 26 e 28 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.